Il decreto vuota carceri alla tesoreria unica come boe, punti di non ritorno di un'alleanza ormai alle spalle, un rapporto finito, logoro e archiviato, nessun accordo per le amministrative, nessuna stretta di mano con gli ex compagni di governo del PDL. Come facciamo noi, con tutta la buona volontà, a dire ai cittadini facciamo un'alleanza per il comune, per le elezioni amministrative, con un partito che sta facendo queste cose adesso? A dare l'annuncio dal palco di Belluno l'ex ministro degli interni Roberto Maroni. Parole che indicano la strada anche per il carroccio trevigiano che ha nel ruolino di marcia le elezioni di Conegliano prima e quelle in città dopo. Elezioni dove la Lega andrà da sola, taglia corto Gobbo. Mai come in questo momento c'è bisogno di identità, c'è bisogno di Lega. Se noi diventiamo i rappresentanti del Nord, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo trattare anche con gli altri partiti. È l'occasione per riavvicinarci ancora di più alla base e per contarci, e ciclicamente lo si fa, e direi che è anche per noi linfa vitale per il movimento e per la nostra politica. Una Lega che ritorna dunque alle origini, ma non la Lega del manifesto Favaro-Covre, taglia corto Maroni. Sono operazioni che non hanno futuro. Un partito all'apparenza per nulla scalfito dal caso Tangenti in Lombardia. Io sono stracerto finirà come tutte queste cose con una bolla di sapone. Ci sono tutte le condizioni perché finalmente si faccia la rivoluzione. Dobbiamo essere capaci a farlo.